battaglie vinte nella gloria delle sue strade, il suo profumo ti conquisterà. Il bianco rosso, il colore dell'identità, ti sveglierai con le affannate corse sulle spiagge, con un sole che scalda il cuore delle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei nei guai, ti senti forte perché la forza te la dà lei. Grazie Barletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Ti stupirai durante il sabato di notti insonni, vivrai nei campi fiumi di moda tra sorrisi e sogni, come in TV per un momento cambia la realtà. Ti senti grande come il cuore della tua città. Grande Barletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Barletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Grazie Barletta. Grazie Barletta, grazie Barletta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vai, 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 vai. Oggi più che mai il buon Francesco. Avevi già acceso? Sì, siamo, vedi? Sei già in diretta? Siamo tutti in diretta, caro Franco. Tutto con il video attaccato, però non lo tieni tutto attaccato. Buongiorno, 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 good morning, good morning, good morning. Hai fatto caffè a Malda, Riosh. Buongiorno ragazzi, c'ho una testa come un salvadanaio, sai cosa salvadanaio? Sì. Salvadanaio, quando tanti soldi dentro, casa si faceva anche un salvadanaio. È vero. Come un salvadanaio, però sempre sfoderato, sempre attivi. Senti che qua sotto l'ha aggiustato, sempre per vedere che stai qualche cosa siamo stati dei. E noi Teresa, Rega, non ce ne lasciamo. Capito? C'è qualcosa di questo scopo. Come stai zio? Hai visto? Bene. Come ti hai visto? Hai visto? No, ieri sera stavamo. Sì, no vabbè, ieri stavamo con un grande amico, Bullo, è un grande delle radio, sì? fa un sacco di cose, lavorava su Italia Network, ti ricordi? C'è un Buongiorno dottore! Professionista. Come ti va? C'è come stai girando? Capasato. Libero, il giornale, tutto a posto? Tutto a posto, i giornali presi. Tutto operativo oggi, tutto a posto. Lelo, Nicola Ciniero, Lelo, anche Nicola Sassari, Giovanni. Sì. Devo salutare un sacco di amici che... Oggi cos'è? Oggi è 18. Oggi è 18 aprile, signori. 18 aprile. Amarcorte che c'è gli spiccioli, lei? Grande Amarcorte, grande. Ma quindi è 7 mesi. Sta uscendo.
va bene. Tre. 3 doppia fila, va bene, È orario giù. Ora non 4 dalla strada. Ma scarichiamo se non lo fai a quest'ora quando lo devi fare. Attraverso, dai, va bene, non ci pensiamo, se no ci risvegliamo. Oggi è un po' grigetto, un grugio, un umido, sembra quasi 80. Ieri la grande Inter vinse 4-0 con il Cagliari, complimenti. È stata un punto dallo scudetto, vero? Quindi scacco il pensiero, ogni tanto le mani nella battola, non è scout. Se no, stava a cambiare è scout. Allora cosa mi dici? Tutto a posto? Immazzate a sé, zio, immazzate a sé. Come sa picchi, mazzo. Ho capito. Take. Vieni, take. Vai, 1, 2, 3. Sai, dobbiamo vedere. Scusa, ho saputo che hai fatto la lista, ma avete stabilito l'inno della lista? Ogni lista dovrebbe avere un inno, una canzone. L'ho messo grazie Barletto. Grazie Barletto. Ah, quello è l'inno. Quello è l'inno. E lo puoi mettere? Sì, avevo già avuto i diritti. Grazie Barletta. E io rovescio, che poco come una mano fracca di tutto. Scusa, è l'iniziativa di oggi forse udinese. Lucio Battista. Lucio stiamo andando non alla grande, di più. Avete confermato sta cosa? Sì, il 9 settembre faremo la grande giornata, il grande tributo al il grande Lucio Battisti. E che si fa? Canteremo le sue canzoni, lo ricorderemo. E dove? Quello dobbiamo vedere, stiamo vedendo se è il fossato o l'anfiteatro. Se ce lo danno. C'è il fossato. Perché siccome che verrà un sacco di gente, se organizziamo come dobbiamo organizzare, come Dio comanda. Quindi è proprio una serata dedicata. Sì. E chi presenta? È il mitico Enzo Del, è lui il nostro Mike Buongiorno. Ecco, bravo, hai detto. Pippo Baudo, Mike Buongiorno. Ciao Silvana, ciao Stefano, questo vede fatto. Scianna mia, l'amica tua. Come fosse questo, va da precedenza. È una bestia, quelle sono bestie. E per tu sorpresa. È faucio Paolo. Vabbè. Silvana Scianna mia, è un'amica tua. Ancora fresh. Silvana, io non ti conosco, ma so che stai nel cuore di lei e ti saluto. Non sono d'accordo, non iniziamo a mettere questi zizzani perché la persona è sposata, c'ha i figli, lasciamo stare le cose come stanno, per favore. C'è l'educazione, no? Grande vittoria dell'Inter ieri, grande! Madonna. Buonasera, la mano, signor lo sbadico la mano, per favore, avanti. Vabbè, se no. Lo sbadiglio mi tavano in mezzo, ragazzi. Allora ragazzi, buongiorno. Qua il parcheggiatore abusivo. Grazie Nicola, se me lo mantieni ti voglio sempre bene Nicola, io alle 2, all'1:30, all'1:35 dovrei uscire. Ciao Margherita. Trabucco. Ragazzi, oggi sponsor ufficiale a Nicola Partucci, oggi c'ha il Trabucco, andate vicino al castello e lo cura, lo fa, lo dice, lo pulizza. Che cos'è? Trabucco. Poi gesto è bacol. Ciao Donato, ciao Anna, ciao Vicky, ciao che altezza è? Nicola. Da dove sta Nicola Partucci? Dove sta la strada per andare giù alla spiaggia? Beh. Là si mette lui, all'angolo. Quando si mette con i rizzi, c'è da perché ho Trabucco da bacol, che io ho numeriato. C'è il bar,
ti facete... No, non c'è, ma va a cambiare per scendere senza fare con Cristiano e ha bisogno di lavorare. Ah, si è alzato Monterisi, candidato, ben alzato. Ehi, ti aspettiamo in macchina a dare un tocco di cultura al nostro giro, il signor, però tu ti devi alzare. Signor Monterisi, signor Chicco, stai alzando un picco primo, Monterisi. Io ti rispetto, ti voglio bene, però questa è la madrezacca per spagnolo. La madrezacca, per favore. Perché non vado a Cint. No, vado a Cint. Allora, vogliamo dare l'appuntamento. Ecco, il Puma, guarda il Puma che fa. No, questo è bellissimo. Questo lo vediamo tutti Monterisi in diretta. si è svegliato. Allora, quando lo andiamo a prendere? Siamo nel 2018 a Barletta, cari amici. E questo Puma faceva e vedete che problema c'è ogni volta. Da 40 anni. Da 40 anni e nessuno ne frega niente. Vedete? C'è una doppia fila, non ce la fa. Perderemo anche noi un po' di tempo. Ragazzi, questa cosa, io abitavo in questa zona. Sì, non me lo dire. È così da sempre. Poi le strade la fanno un giorno sì, un giorno no. Vedete qua il problema grosso dove sta. Ma è possibile che hanno un pullman del genere? E quando c'è traffico, sapete meglio di me. Ragazzi, rendiamoci conto, stiamo nel 2018, nell'era tecnologica, nell'era di Barletta Est. Non so se mi sbaglio, candidato. No, che stata beccata ovviamente da che siamo da assessore? Ha fatto il cross Monterey subito, mo Chico la mi sta parola da che paziolino. Addio Nicola Ciniero, i secci tutti i risultati. Nicola Ciniero mi sta dicendo tutto per ieri Ravellino mi ha fregato 100 euro. Ravellino c'avevo gol e invece effetto e 2-0 ha perso. Mannaggia l'hai messo in... il Foggia sta salendo, sta arrivando oggi 2-2 ha fatto e ce l'avevo gol. La Salernitana c'avevo gol, Bari c'avevo gol, c'avevo gol alla cosa dei. State pronti per festeggiare tu Monterisi? Monterisi sta nella stessa malattia tua, Ma che spettacolo! Vai, forza! Ma non puoi gridare in questa maniera. Ti sto dando conforto a quelli che vanno a fare footy, che vanno a camminare. Ah, scusa. Per favore, ragazzi, per favore. Peta napoletano, ho visto una nuova, sinceramente, che è stata la prima. Che è stata Anna, Adele, Vicky, Peta e Donato Corvà e Piera Calabrese. Benvenuta fra noi. Piera Calabrese? Non lo so se. Io non l'ho mai letta. Piera Calabrese, ti vuoi dichiarare? Cosa fai, cosa non fai? Presentati. Io mi casa poi se ne fa un Cristian. Mi chiamo Piera Calabrese, Lello sindaco, Andrea Di Miccoli, il nostro leader, Lello io patrono del paese. Ciccio sindaco così. Con calma ragazzi, allora la fotografia, non entro nella fotografia pure io, ma non mi chiami ser. Non entro nella fotografia. Devo andare da Angelo oggi a fermi i capi. Vai. Posso andare? Riesci a fare la verba ancora. Sta aperto oggi? Sì, io ho 3 settimane che mi fa la verba. Però stai bene con la barba, per vedere quante spese. No, veramente, secondo me sei molto sexy con la barba. E infatti le mie donne tutte mi vogliono con la barba. È vero. Ma non dici le chiacchiere che ho 30 anni in più con questa barba, fatti. È vero, devi tagliare. Che bello. Però stesso cose tu che si fanno. Vabbè, non fa niente, stanno a lavorare. C'è che sta questi devono sparire di qua, appunto. Lo faremo tu. Devono lavorare. Mettiamo un signore, mezz'ora qua, te devi andare. Devono lavorare, ma devono lavorare bene, perché non è più. Scusa, questa cosa qua che cos'è? Non è più. Questa è una fontana della sezione. La scuola. Puoi venire a scuola a lavorare? Ma che? Arrangiare, brioche. Tutto a posto. Comunque, un minuto serio te lo do, dai. Che c'è numero? Il numero facciamo parolate. O 2 o niente. 2 vai. Vai, grazie zio. Monterisi, da quale sei candidato non lo capisco più. Monterisi, Chico, allora quando vieni con me la mattina?
mi promise, vengo a dare un tocco di cultura, disse. Ma noi abbiamo bisogno di gente che ci ha cultura e ci fa... Attacco d'altro, e tamane tammare, cioè, vedete qua, ragazzi. 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 Allora io oggi faccio un'altra cosa che non ho mai fatto, ragazzi. Barletta, stazione di Barletta. Facciamo gli auguri al signore che ieri era il suo compleanno, che ha festeggiato e ha lasciato qua bicchieri, bottiglie, cioè, ma io quello che dico io, cioè, vergognatevi, ma vergognatevi, non vi vedete anche il fuoco, ma tutto questo ci sta, però lasciate, vedete qua c'è un bidone piccolo, quanti metri sono da qua a là, cioè ragazzi, le misure i passi e chiudiamo qua questo buongiorno, cioè non si può, 1, 2, 3, 4, 5, cioè ragazzi, 12 passi sono, 12 passi, cioè tutti chi che si viene a festeggiare nella vanaudo di andare a buttare in questo bidone, cioè 12 passi sono. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Siete proprio dei bastardi. 12 passi. Di che cosa stiamo parlando? E poi abbiamo anche la campana di vetro. Stava tutto. Cioè quando uno è nell'indole zozzoso, è la verità. Quando uno è sporco. Ce l'ha nell'indole, nel DNA. C'è 12 passi. No, è veramente vergognoso. È veramente. I 2 minuti, 3 minuti. No, con questi non puoi farci niente. Ecco perché. Facciamo tutto, no? Ciccio, facciamo un ingegnere, un geometra, l'assistente, calciomesto, facciamo tutto, no? Facciamo un grosso e un piccinino. Almeno io con la coscienza sto a posto, che vedi, può anche darsi che perdo tempo, vedela, questa è un'altra cosa bellissima, può anche darsi che sbagli, hai capito? Ma almeno la coscienza dice ho provato pure a fare così, perché apro e sin da me viene a portò, sin da me. No, non ne parlare proprio, perché queste sono le cose che ti fanno veramente cadere le braccia. Cioè veramente, aspetta che ancora deve iniziare la stagione, perché poi vedrai tutti i compleanni che si faranno al castello, è una cosa che ormai si sa, Pazzesco, veramente stavolta sono rimasto scioccato pure io. Oh carissimo, buon lavoro Fabio Rinaldi. Sei ritirato, Fabio Rinaldi, bentornato da Napoli. Shit venite. Volevamo fare le due di serie e ci siamo agitati. Abbiamo fatto questi altro che serie con i 2 minuti. Altro che serie. 12 passi, ragazzi, 12 passi, non 13. Che vergogna, veramente, ma vergogna veramente, ragazzi, vergogna. Io scusa, adesso 2 anni. Sta bene qua? No dai, giù. Già la fa, non ne trovi posto a quest'ora. Questo è un posto nuovo. Bene ragazzi, un abbraccio, un bacio a tutti quanti. Come te dei baci, candidato, che se no dici, qui ci sta via che fisso. No, ragazzi non c'è io addirittura rifiuterò il voto, perché a me basta la passione di Lello il Rosso e qualche amicizia, niente di speciale, capito?